Altre 2 vittime sulle strade calabresi, in 2 diversi incidenti stradali. La prima vittima è un commercialista di Guardavalle, Paolo Guido, di 35 anni, morto lungo la strada provinciale che da Monasterace conduce a Stilo. La seconda invece è un bimbo di soli 4 anni, Samuel Aita, deceduto a Spezzano Albanese, che viaggiava a bordo di un'utilitaria insieme al padre, rimasto illeso. Uno studente 18enne di Rombiolo, Francesco Ferraro, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri con l'accusa di estorsione nei confronti di un pensionato di Brescia, FS di 73 anni, in vacanza a Moladi. Un cognato del giovane invece è stato deferito all'autorità giudiziaria per favoreggiamento. Traffico sostenuto sin dalle prime ore di questa mattina sull'intera rete stradale e autostradale italiana. È entrato nel vivo il controesodo previsto in questo sabato di rientri delle località turistiche della penisola. Anche sulla 3 Salerno-Reggio Calabria il traffico è intenso sin dalle prime ore della mattina, in direzione nord. È stata inaugurata ieri la seconda edizione di Transumanze, Sile in Festa 2011. Il nastro è stato tagliato dal presidente della provincia Mario Oliverio, all'interno del centro Arsa di Malarotta a Camigliatello, in occasione del 33esimo concorso ippico nazionale. La Kermesse prevede diversi eventi, dall'enogastronomia alla musica, i quali animeranno le località di Camigliatello e Lorica fino al 4 settembre.